Veneto 1 con voi. Eventi in agenda. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento di Veneto 1 con voi da Mattia Zanardo, ben ritrovati a chi ci ascolta sui 97 e 500 di Radio Veneto 1, a chi ci guarda sui nostri canali video. Oggi vi vogliamo presentare un nuovo romanzo, un nuovo libro, Dacci oggi il nostro male quotidiano. Pubblicato per i tipi dell'editore Scrittura e Scritture, 272 pagine, 14,50 €. L'autore è Massimo Rossi, che è qui insieme a me, nostro ospite. Benvenuto e grazie. Grazie a voi. Massimo Rossi, originario di San Donà, ma da molti anni e per molti anni ha lavorato a Treviso, quindi possiamo in qualche modo considerarlo anche quasi trevigiano d'adozione, insomma, quindi Veneto Doc in ogni caso. È al suo terzo romanzo, ha esordito nel 2012 con L'ombra del bosco scarno, un noir con però anche tinte di thriller psicologico, e poi seguito nel 2015 da La luce nera della paura, che invece virava più verso la spy story. Ora torna in libreria appunto con questo Dacci oggi il nostro male quotidiano, e torna in qualche modo al noir puro, insomma il noir classico, anche se vedremo con una connotazione, un'ambientazione un po' particolare. E ce ne parlerà naturalmente Massimo Rossi, ma insomma una scelta stilistica precisa, una predilezione precisa la sua. Sì, allora io mi definisco proprio noirista in senso lato. Nel noir diciamo che l'ambientazione la fa da padrone, è uno dei personaggi principali della storia. Nel mio primo libro l'ambientazione era tipicamente connotata in montagna, nei paesi diciamo di origine tedesca, e quindi tutta la storia si sviluppava all'interno di questa vallata chiusa, ben caratterizzata. Nel secondo romanzo invece, che è La luce nera della paura, pur mantenendo gli stessi personaggi del primo romanzo, diciamo la storia si è spostata nelle nostre parti, e più precisamente nell'isola di Burano, che ha la sua fisionomia, le sue caratteristiche ben definite. In questo terzo romanzo invece ho voluto fare una storia che si sviluppasse prevalentemente in Veneto, quindi nel Veneto allargato, e toccasse praticamente tutte le più importanti città del Veneto, a partire da Treviso, dove nasce proprio quello che è il fulcro della storia, ma poi anche Padova, le nostre campagne, le campagne venete tra Piave e Livenza, Verona, e quindi un po' e Venezia naturalmente. Tutto il Veneto. Ecco, ancor più un omaggio alla nostra terra. Certo, ancor più di altri generi in questo caso non vale rivelare troppi particolari per non rovinare il gusto, il piacere della scoperta al lettore. Insomma, il libro va letto, punto. Però insomma possiamo dire che è la storia, anzi l'intreccio delle storie di due personaggi principali, dei due principali protagonisti. Sono un ragazzo africano e un ex militare anche che poi aveva operato negli Stati Uniti. Esatto, sono due storie che si sviluppano parallelamente, e il punto di incontro è proprio qui nella città di Treviso. Il ragazzo africano si chiama Kiki, è un ragazzino che si trova catapultato in Italia, e appunto, come si diceva prima, scopriremo che è a Treviso, e inizialmente il lettore non saprà per quale motivo si trova qui nella nostra città, e soprattutto non saprà come è arrivato in città. Scoprirà dopo, ecco, questo è una delle cose, diciamo così, che si possono anche raccontare.
È molto difficile, secondo me, raccontare questo romanzo durante le presentazioni, perché abbiamo visto, per esempio, che non si possono scegliere delle pagine senza svelare e leggere, per esempio, delle pagine che diano un po' un senso anche della storia, per cui finora ho preferito non far leggere niente. Questo va anche, come dire, a merito dell'intreccio narrativo, che chiaramente è complesso e avvolgente. Sì, difatti io sto sempre molto attento quando escono delle recensioni su internet, perché ho sempre paura magari che qualcuno si faccia prendere la mano perché spoileri, come si dice, esatto, come si dice oggi, no? Secondo me è proprio una delle cose, diciamo, belle, insomma, perché ho scritto, è proprio lo svolgersi dei fatti e i vari elementi di curiosità che si producono mano a mano che si va avanti con la storia fino al finale, che deve essere un finale, insomma, con tutti i crismi, inaspettato. Per adesso non c'è nessuno che ha alzato la mano e che ha detto io sapevo già come andava a finire questa avevo volta, già questo previsto. non è successo. Quindi c'è questo ragazzo, ma scopriremo, lo racconterà lui stesso perché in che modo è arrivato a Treviso. Questo è un ragazzo semplice, un ragazzo che viene sfruttato da una banda di malviventi qui a Treviso e ha una dote particolare, una dote che è la corsa, quindi è un ragazzo molto agile e soprattutto molto elegante nella corsa. David invece è un italo-americano, è figlio di italiani che si sono spostati dagli Stati Uniti per produrre vino. Hanno la loro tenuta di famiglia qui tra il Piave e Livenza e appunto i genitori vanno in America perché vogliono appunto trasportare questa loro capacità di produrre vino. E lì nasce David, che poi torna in Italia e si capisce, insomma, che entra nella NATO, si capisce anche che la base potrebbe essere la base di Aviano in sostanza, perché è ambientato un po' in Friuli. Il punto di congiunzione delle due storie è il figlio di David, che si chiama Josh, che è un nome anche lui americano, il quale anche lui corre in maniera amatoriale e nelle corse lungo la restiera qui di Treviso nota questo ragazzino, no? Vestito male, con le scarpe rotte, e nasce un'amicizia fatta di sguardi tra questi due ragazzi. Il Josh, 18enne, un po' più anziano, insomma qualche anno in più, il ragazzino 14 anni. E da questa amicizia si sviluppa poi il resto della storia, cioè la parte noir, la parte dura, diciamo così, della storia. Certo. Ecco, avevamo detto c'è un'ambientazione, un fil rouge, anche un sottofondo particolare in questo romanzo, lo citava in qualche modo, lo accennava anche Massimo Rossi, proprio spiegando, anticipando che uno dei protagonisti è questo ragazzino che arriva nelle nostre terre dall'Africa e quindi ha voluto Rossi affrontare e toccare comunque anche uno sfondo sociale, un tema tra l'altro di strettissima e caldissima attualità come è quello dell'emigrazione, delle immigrazione, dei migranti, dello sfruttamento, in particolare dei minori. Sì, diciamo che il ragazzino si trova catapultato in un Veneto apparentemente ricco, apparentemente opulente, ma lui è un ragazzino che viene sfruttato. Il suo unico bisogno è quello di tornare a casa sua e questa è una delle tante provocazioni che io ho cercato di lanciare durante la stesura di questo romanzo. Non è un ragazzo che vuole non è arrivato qua perché è scappato dalla sua terra, è salito su una barca, ma in realtà è uno yacht, non è un barcone, è uno yacht, e si trova qui a rubare per altri e il suo unico desiderio è quello di tornare a casa sua. L'amicizia tra il ragazzo italiano e questo ragazzino nero, questa amicizia, come dicevo prima, che nasce da lontano ed è fatta di sguardi, ed è fatta di stima, è quello, diciamo, che crea questo ponte tra questo mondo di, chiamiamoli, sventurati e il mondo ricco, italiano o veneto, perché questo è il dato di fatto, la sostanza. È un tema delicato che magari potrebbe suscitare anche qualche polemica. Sì, allora la mia idea è che se un libro
questo l'ho già detto anche nelle presentazioni, non crea polemiche, non genera una discussione, è per me un libro inutile. Quindi un libro e l'autore non deve dare delle risposte, non deve dare delle spiegazioni, deve fare un qualcosa che genera interpretazioni e deve soprattutto lanciare sassi nello stagno, no? Deve un po' smuovere le coscienze. E questo in sostanza, secondo me, lo scopo di un libro. Che sia un libro di narrativa leggera, che sia un noir, un qualcosa di più pesante, ma se non vogliamo che il libro passi via, come dire, dimenticato da tutti, deve comunque avere questa funzione. Allora, secondo me, nel libro ci sono varie provocazioni. Una è questa di questo ragazzo che non vuole, come dicevamo prima, non vuole arrivare, ma vuole tornare, e non si spiega perché è arrivato là. Un'altra, per esempio, di un personaggio femminile che si chiama Nina, che anche lei è arrivata, in questo caso dall'Ungheria, fa la ballerina e la definiremmo noi una donna di facili costumi, però è una donna che legge libri, è una donna che è una donna di cultura, è una donna che conosce la storia dell'arte, e quindi anche questa, a modo mio, è una provocazione, perché tanti di noi che ci sentiamo magari più bravi, più belli, certo, va contro molti luoghi comuni, insomma, anche che sì, si hanno. Questa ragazza si innamora, diciamo, di David e lo spinge ad entrare nelle chiese, a vedere gli affreschi, a vedere i palazzi. Conosce la storia di Venezia, conosce aneddoti, quindi è una ragazza ben delineata nella sua cultura, però è una ragazza che la nostra società definisce chiaramente di facili costumi. Ecco, Massimo Rossi ce lo ricordava poco fa, i suoi romanzi hanno questa ambientazione locale, insomma dalle vallate altoatesine alla laguna veneziana, quest'ultimo Dacci oggi il nostro male quotidiano, insomma tra Treviso e il resto del Veneto, insomma questa provincia che sotto l'aria un po' sorniona in realtà ha un'anima nera? Beh, direi di sì, questo è un'idea che negli anni si è sempre percepita, no? Mi viene da dire di più che come tutti noi abbiamo un lato oscuro, no? Anche l'ambiente in se stesso può nascondere qualcosa e lo nasconde. Può essere il bosco in alta montagna, che è associato alla valli, boschi, associato al paradiso terrestre, e in realtà all'interno del bosco si può nascondere qualcosa. Come pure Burano, che è questa città così pittoresca, così colorita. Io ho fatto una presentazione a Burano, mi hanno detto ma qui a Burano non è mai successo niente, ma aspettiamo, non è detto che non possa capitare anche a Burano, insomma. Diciamo che una delle regole, delle poche regole che ci sono quando si scrivono, è scrivi di quello che conosci, di quello che sai. Inutile ambientare storie negli Stati Uniti, come leggo qualche volta da autori italiani che magari gli Stati Uniti li hanno visti nei film. È una buona regola restare sulle nostre terre, restare sulle cose che si conoscono, quindi anche dal punto di vista geografico. Certamente. Senta, lei è ingegnere, una professione che di norma, come dire, non viene associata alla creatività, alla creatività letterale. Ecco, appunto, come mai invece, come nasce questa sua passione per la scrittura? Diciamo che la passione nasce intanto dalla lettura, da una casa sempre piena di libri, e quindi fin da piccolo mi sono mosso all'interno di questo ambiente. Devo dire che da giovane avevo iniziato a scrivere qualcosa, avevo provato a scrivere qualcosa, quindi prima ancora di scegliere, come dire, una facoltà che può essere ingegneria o matematica, che poi ero indeciso tra queste facoltà qui. E quindi poi diciamo che gli impegni universitari mi hanno un po' distolto da questa passione originaria. Con la maturità, e quindi non molti anni fa, insomma 8 anni, non mi ricordo più, insomma, ho ripreso in mano, c'è stata questa spinta perché avevo questa storia dentro, insomma, che mi tormentava,
e ho riprovato, effettivamente, e diciamo che mi è andata bene. Cioè quello che magari tanti anni fa faceva fatica a venire fuori e a diventare carta scritta, adesso invece l'ho trovato molto più semplice questo percorso, Dedicandosi appunto poi anche specificatamente al noir, magari c'è la voglia Sì. di esplorare Allora, anche il qualche noir altro e territorio. il thriller, secondo me, la scrittura di questo genere letterario cioè richiede dei vincoli ben precisi. Non si può mettersi a scrivere un thriller senza sapere cosa si va a scrivere. Quindi c'è quasi, anche senza il quasi, una progettazione a monte di tutta la storia. Per esempio, ho avuto modo di ascoltare Jeffrey Deaver quando ho fatto qua un giro in Italia. Uno dei grandi autori, dei massimi autori. Uno dei maestri effettivamente di questo genere. Anche lui ha tutta la storia in testa. Lui trasforma la parete di casa in una lavagna di post-it in cui va a mettersi capitolo per capitolo ancora prima di iniziare a scrivere. Ed è così che si deve fare se non si vuole perdersi. Ripeto, è qualcosa di tipico di questo genere letterario. Quindi io parlo di progettazione proprio della storia. Quando si parla di trama ci sono dei nodi attraverso i quali bisogna assolutamente passare per dare un senso e una concretezza alla storia, e quindi il fatto di avere una certa metodicità, una certa impostazione, diciamo, tecnica, aiuta a scrivere questo tipo di Infatti, di insomma, è romanzi. quasi, stavo giusto pensando una costruzione narrativa quasi ingegneristica, insomma, Infatti, ingegneria ogni tanto- narrativa, insomma, quindi alla fine Sì. tutto si tiene. Ecco, Massimo Rossi, senta, a questo proposito, in Italia si pubblicano molti libri, ma si legge poco. Beh, intanto lei prima ci diceva la lettura è una mia grande passione. Ecco, cosa legge Massimo Rossi? Allora, ho cambiato negli anni. In questi ultimi anni leggo diciamo i concorrenti, se mi passa il termine, cioè leggo molti autori italiani di thriller e anche di noir. Diciamo che la passione per la scrittura mi è venuta adesso leggendo un autore veneto che mi ha un po' folgorato. Credo che capiti a tanti questa cosa, no? Di leggere un autore e vedere qualcosa di diverso rispetto agli altri. Questo è un autore di Mogliano che è Giuseppe Berto, che io ripeto, ho letto quando ero giovane, ho letto tanti libri di Giuseppe Berto, e dal punto di vista stilistico e anche dal punto di vista di quello che lui ha dato a scrivere mi ha veramente, non dico cambiato la vita, ma mi ha veramente spinto verso la scrittura. Tra l'altro a Giuseppe Berto io faccio un piccolo omaggio proprio in questo libro, perché Dina, la ragazza che diceva prima, a un certo punto legge qualcosa che poi la cosa buffa. La cosa buffa è uno dei tanti romanzi scritti da Berto, e perché lo cita? Perché è ambientato a Venezia e lui lo ambienta alle Zattere, ed è alle Zattere il posto in cui abita anche Nina, e quindi c'è un po' una chiusura del questo richiamo questo giustamente non può che far piacere anche riscoprire un autore nostrano, un grandissimo, che forse non ha avuto, invito i giovani a leggerlo perché è veramente grande. ci associamo, non ha avuto quella notorietà magari e quel riconoscimento che meritava. Fortunatamente negli ultimi anni sta venendo riscoperto. Il Male Oscuro, almeno leggiamo il Male Oscuro. Il Male Oscuro, certo, uno dei, sicuramente uno dei capisaldi del canone del secondo Novecento, e non solo. Ecco, diciamo, tanti libri, si legge poco da addetto ai lavori. È un genere, poi appunto è da frequentatore di un genere che invece negli anni sta riscuotendo sempre più successo. Ecco, cosa si potrebbe fare? Che si legge poco e si scrive molto, è verissimo, perché si leggono addirittura 50.000 nuovi titoli ogni anno in Italia, che è una follia. Che mettere sul mercato questa massa di libri, di titoli, è un po' come andare a vendere i frigoriferi agli eschimesi in un paese in cui non si legge.
Secondo me il mercato è anche un po' drogato dalle nuove forme di pubblicazione, perché le forme di autopubblicazione, le forme di editoria a pagamento, quindi vado da una casa editrice ma pago per essere pubblicato, chiaramente produce delle distorsioni. Produce delle distorsioni non perché magari questo tipo di pubblicazione non sia all'altezza di altre, ma sicuramente perché non c'è un filtro. Io posso dire per esempio che tutti i miei 3 libri, rispetto alla prima stesura, hanno subito in fase di editing un miglioramento, un ritocco pagina per pagina di tipo professionale, che io ho solo ringraziato le mie editor, perché i libri sono assolutamente migliorati. Quindi mi aspetto che tutti quelli che non subiscono, diciamo, questa sorta di trattamento rimangano magari anche dei buoni libri, ma sicuramente a un livello sicuramente più basso. Questo nella fase, per esempio, di editoria a pagamento assolutamente non viene fatto, almeno ancora nella forma di autopubblicazione. Cosa si può fare per far leggere di più? Questa è una domanda da 100 milioni. Bisogna vedere perché nei paesi nordici si legge molto, perché anche solo andando in Austria si legge molto, e perché purtroppo qui da noi invece si legge veramente poco. Questo sinceramente io non so dare una spiegazione, non so se bisogna cominciare dalle scuole. Si rischia di ripetere delle frasi fatte che poi alla fine rimangono solamente delle parole vuote, insomma. C'è già una nuova storia in testa? Allora, c'è già una nuova storia, non ho detto che i primi 2 avevano gli stessi personaggi, questo nasce invece con personaggi diversi, può essere che ci sia un seguito. Magari una continuazione. L'ultima pagina, l'ultimo capoverso lascia un po' aperto a sviluppi, giustamente. Anche qui però manteniamo la suspense. Ecco, allora andiamo alla conclusione di questa nostra chiacchierata insieme a Massimo Rossi. Nella presentazione proprio inviata dall'editore di Dacci oggi il nostro male quotidiano, c'era una frase che mi aveva colpito: per ottenere il bene a volte l'unica via da percorrere è quella del male. Sì, questa fa riferimento alla seconda parte della storia, che è una parte dura, in cui il personaggio principale, David, assieme a un altro suo amico, effettivamente compie delle azioni che la nostra società potrebbe considerare off limit, cioè oltre il limite consentito dalla giustizia, dal senso di giustizia che abbiamo noi. Io su questo lascio un po' aperto la discussione, perché dico anche David siamo tutti noi, o almeno David lo sentiamo dentro noi come un personaggio verso il quale noi ci sentiamo, come dire, attratti. Noi vorremmo essere David, anche se sappiamo che ci sono dei limiti stabiliti proprio dalle nostre convenzioni e dalla nostra società in generale, insomma. Insomma, avete capito che in Dacci oggi il nostro male quotidiano, al di là della storia pura e semplice, ci sono anche tanti spunti di riflessione che toccano anche la nostra vita quotidiana, il nostro oggi e la nostra società. Io ringrazio per averci presentato questo suo ultimo libro, Massimo Rossi, grazie per essere stato con noi. Grazie a Radio Veneto 1. E dunque a questo punto non vi rimane che leggere Dacci oggi il nostro male quotidiano, Massimo Rossi. Da parte mia, grazie per averci seguito e appuntamento ai prossimi Veneto 1 con voi. Veneto 1 con voi. Eventi in agenda.